Una splendida Carrera Stat batte per 5-1 le campionesse d'Italia della Salinis e mantiene la testa della classifica assieme al Montesilvano. In terra abruzzese la prossima settimana saranno faccia a faccia le due capofila. Stat che parte meglio e trova il vantaggio al 7° minuto. Assist di Renatigna in diagonale per Dalla Villa, il controllo della 15, il gol dell'1-0. Passano 2 minuti e Jessica Manieri riesce a recuperare un pallone in difesa. Sanguinoso l'errore delle rossoblù che subiscono il gol dell'1-1. Lo Stat non si scompone e anzi trova il gol del raddoppio e del doppio vantaggio. E prima Butima a chiudere sul secondo palo un'azione corale. Poi un diagonale forte da parte di Belam per il 3-1 con cui si va negli spogliatoi. All'alba del secondo tempo, su azione d'angolo, botta da fuori aria di Renatigna, pallone in gol 4-1. Stat che deve subire il portiere di movimento per 11 minuti da parte della Salinis, ma proprio nei secondi conclusivi arriva il gol di Marcella Violi, quello del 5-1. Grande entusiasmo sugli spalti, Stat che resta in testa alla graduatoria e ora la prossima settimana proverà a staccare il Montesilvano.